In queste puntate si stroppin con l'asfalto gli sbusi su 20 strade, un'estate in città, la di Castellan, un corso per la migliore in bicicletta, gli appuntamenti delle settimane. Con un intervento di 70.000 euro per mettere in sesto il tratto più squintiato di via de Madonute, è partito un plan un'evore più penso di asfaltaduris che riguarderà 20 strade a per tutta la città. Un gran sforzo di banda di amministrazione comunale per aiutare la sicurezza della circolazione a partire dalla sistemazione del fondo stradale. I cantieri si sdraiaranno a per tutto il comune, a partire dal centro, dove si rifasaranno gli asfalti in tox di via Trepp, via Larga e via Carducci, gli infriplace delle Repubbliche e vie Giusti. Ma non si resterà dove tal cur de città. I rulos e la ran in vore anche su via Chiadovri e sugli svis Valbruna e Valresia in te seconda circoscrizione. In via Laipa e San Gotthard, in te svis Carneo e via Alfuarcis Armadis in te Tierce. In te quarta circoscrizione si lavorerà a te svis Milazzo e Chiargnà, te quinte in via Veneta Cusignà e te seste a San Sualt in via Napoli e via Puciui. A chiara ben la porzione di città che sarà poi stroppata dai sbusi che ha sulle strade e sarà la settima circoscrizione, con cantieri in Tesvis, Buie, Aosta, Pinerolo, Ricciul e Emilia. Restante ai Prince Lavors, che divide Madonute, e coventi a fare cunetti sparglotti lagre ploane e non buttare sottaghe tutti gli stiasi dell'intorno. Per fare questi lavori, la viabilità sarà modificata in che zone fin tra maio e 30 di aprile. Un'estate a post centenari di metri dal centro della città. Al seme è un paradosso, ma è la realtà delle aziende agricole là di Castellan, che a San Sualt è avvierte una struttura zootecniche perfettamente integrate col territorio. Un'inaugurazione dove ha chiappato parte anche il sindaco di Udine Furio Onsel, l'assessore regionale Claudio Violino e che il provinciale Daniele Macorig. Ad un contento cittadini che hanno voluto pandi il loro plaisir per presenza di una nuova realtà che mostra che è possibile pensare a un'agricoltura urbana. Il Comune di Udine ha il sostegno che si sperimenta di zontà attività imprenditoriali e territori e lo fa sul suo programma Agenda 21, che ha approntato un progetto territoriale integrato che ha sburti la conservazione delle campagne anche in grazia dall'intervento di aziende che sono condotte di famiglie che vivono a contatto con la terra e che producono verdure, pomis, chiar, latte, formaggi, davanti ai voi di chi può intoccare con man la scletta naturalità di questi prodotti. La famiglia Castellani, che gestisce l'azienda, è a San Suald fin tra mai dal Vocente. Di 5 giornassis, la loro missione è chiedere agricoltura e a portarla in avanti sono come Luciano e Loredana, con i loro figli Riccardo, Dario e Federico, e il contributo sempre fondamentale del nonno Elisute. Dopo in vore partigli conto dall'ambiente e trasmette anche ai frus la coscienza dell'importanza di tiare dal sapore sancire dei prodotti attraverso di una bielle fattorie didattiche. A sto voluto la bicicletta è come un pedale. Si discusse, ma di spesso non si conosce in par da bon tutti i segreti che stanno a ur di un SL, di un manubri e di un campanello. Per questo, il Comune, in sue opere di formazione e di addestramento al personale, ha approntato un corso per sapere che si dopre le 60 biciclette di proprietà comunale. 3 ore di lezione e vengono dedicati a capire ai stradali, fatti di queste perché vanno in bicicletta. Le norme del codice delle strade e la casistica di che capitano incidenti. Di spesso i sinistri si sono causati di comportamenti poco rispettosi di bande degli automobilisti e che pericoli vanno sempre riconosciuti per muoversi in sicurezza. Chi ha la disponibilità delle biciclette dai freni ai cercloni, dei chiadene e siele, i 25 partecipanti al corso hanno preveduto anche 2 prove pratiche per mettersi al mezzo del traffico, ma anche curare meglio l'equilibrio attraverso dal slalom in free dai conis. Tutto per dai dipendenti, con gli autori delle scuole guida Velox di Udine, un'impresa di conoscenza per affrontare le missioni che di spesso vengono fatte proprio in bicicletta. E in Cencai si sono stati 330 i comunali che hanno partecipato a questo corso, che magari in Talavigny si può dare un slardià anche ai cittadini. Gli appuntamenti delle settimane.
Concerto di Fiorella Mannoia, in movimento tour. Lunedì 6:30 di marzo ai Snuv di Sere al Teatro Nuv. Il premio Nobel per letteratura polacco Wisława Szymborska all'intervento in un incontro al Palamostra di Placial Diacono in maneat de biblioteche civiche Ioppi e dall'assessorato ai culture del Comune di Udin in collaborazione con l'Istituto Polacco di Cultura di Roma. Mercus 1 di aprile ai 6 di sera. Il Tony Clifton Circus al presente Hula Doll per stagione di teatri contatto dal CSS, Teatri Stabili di Innovazione, dal Friuli Vignesi Giulie. Vinar 6-3 di aprile ai Snuv di Sere al Palamostra.